Acragas Calcio verso Matera per la trasferta di campionato. Ascoltiamo il direttore sportivo Salvatore Catania. Di solito a me i conti piace farli sempre alla fine, a fine campionato uno poi tira le somme della stagione in toto, però è chiaro che se mi chiedi oggi di tracciare un consuntivo di questo primo inizio di stagione non può essere che più che positivo, perché in base ai programmi e al progetto che si è creato in estate penso che siamo in pieno diciamo, obiettivo, nel senso che ci troviamo all'ottavo posto in classifica, a 12 punti. Se andiamo ad analizzare un po', non perdiamo da sei gare, quindi siamo al sesto risultato utile consecutivo, tolta la trasferta di fondi, dove insomma anche là ci sarebbe da fare un'analisi per come è arrivata più che altro la preparazione alla gara nostra e anche quella del Fondi. Insomma, tolta quella diciamo, sconfitta, non siamo mai, a parte domenica, andati sotto. Domenica è stata per la prima volta la prima domenica che la squadra si è trovata sotto di un gol, è passata in svantaggio, però siamo riusciti, abbiamo avuto anche la forza e la reazione nervosa per poterla riprendere, quindi vuol dire che la squadra è viva, ha lottato, reagisce e ha anche le capacità tecniche, tattiche e nervose per poter riprendere anche i risultati. Quindi voglio dire, l'analisi ad oggi dopo 10 gare di campionato non può essere che positiva, è ancora presto per tracciare diciamo, un definitivo bilancio, però penso che siamo sulla buona strada. Il Matera, perché è sotto gli occhi di tutti, è un blasone importante costruito per vincere, allenata da un allenatore vincente che ha vinto parecchi campionati, che conosce benissimo la categoria, che domenica ha vinto a Reggio Calabria, sicuramente in uno stadio difficilissimo per 6-2, quindi è normale che sulla carta sembrerebbe una trasferta proibitiva, però è chiaro che quest'Agragas ha dimostrato invece al contrario che in campo che è dura a morire, sarà difficile per il Matera batterci. L'Acragas Calcio prossima alla trasferta di campionato domenica a Matera. L'intervento dell'attaccante Lorenzo Longo, tratto da Osservatorio Acragas, in onda questa sera su Teleacras alle ore 23:15. Io penso che queste prime giornate stiamo andando sulla media perché abbiamo fatto 12 punti, siamo ottavi in classifica, quindi il rendimento è ottimo, però ci rimangiamo le mani per i 4 punti, anzi forse 6 persi con Vibonese, Regina e Andria. Questo per noi è il nostro rimpianto, però per il resto stiamo facendo il nostro campionato, secondo me anche al di sopra delle aspettative perché siamo la squadra più giovane del campionato, quindi siamo molto contenti, però sappiamo che possiamo fare ancora di più. I tifosi, io capisco il dispiacere di questi 5 pareggi per i tifosi, però chiedo di starci sempre più vicini perché noi abbiamo bisogno di loro. Loro sono il nostro 12° uomo in campo e vedere tanta gente allo stadio che ci sostiene ci farebbe ancora più bene. Per me è una gara particolare a Matera perché ho vissuto 6 mesi difficili proprio con il mister Auteri. Non ho trovato spazio, quindi vorrei prendermi una rivincita e magari fare il risultato, come vorrei anche realizzare qualche gol, iniziare a segnare in questo campionato. L'anno scorso mi è andata bene a Matera e spero che mi ripeto quest'anno.